Ascolta, il pomeriggio è andato bene, abbiamo vinto la partita. Hai detto bene, è stata una partita sofferta, tirata fino all'ultimo, e dove i ragazzi hanno dato il massimo che avevano, hanno dimostrato abnegazione, attaccamento alla maglia e fame, soprattutto la fame, quella che ad oggi ci ha contraddistinto in tutto il campionato. E quando hai fame i risultati vengono, e ci hanno creduto fino alla fine, e la partita si poteva anche chiudere prima, siamo stati imprecisi, sfortunati, però alla fine abbiamo fatto questo gol liberatorio e bene, ma c'è poco da vedere in quanto non mi piace parlare degli arbitri, però ha avuto, secondo me, posso anche sbagliarmi, un abbaglio l'arbitro, perché vero è che c'è stato uno scontro, ma c'è stato uno scontro tra il proprio portiere e il proprio difensore, il nostro gol era validissimo. Ma io non so il clima che c'è lì, io penso che ci sia più caldo di qua perché qua c'è freddo. È un'altra partita di calcio, solo di calcio. E andiamo a andarci a giocare la nostra partita sapendo che è un derby, che sarà una partita difficile, ma noi andiamo a giocare con la massima serenità, coscienti di essere prima in classifica, con 7 punti avanti alla seconda e speriamo di portare al termine al più presto questo campionato. È stato un periodo complicato come questa partita, abbastanza sofferta, ed era importantissimo portare i 3 punti per continuare questo grandissimo percorso che stiamo facendo. Sono contentissimo per il gol, ovviamente. In questi casi è un momento abbastanza duro, prendere un gol così subito quando parti bene, però la nostra forza è anche questa, che non molliamo un attimo e crediamo sempre in noi. Noi andremo lì per cercare di fare sempre il meglio come abbiamo sempre fatto.